È iscritto a parlare il deputato Di Battista, prego. Grazie Presidente. Io ascoltando questo dibattito lo dico seriamente, non so se siamo alla Camera dei Deputati a scherzi a parte. Romano di Forza Italia che si lamenta, Presidente, delle manovre extraparlamentari quando il suo boss è il principe delle manovre extraparlamentari. Il principe di queste manovre non è mai stato al Senato e continua a dettare l'agenda anche di governo da fuori dalle aule di Montecitorio. E Cooperlo che parla di sinistra in quest'aula dove si è cantato Bella Ciao quando doveva essere cantato nei caveau delle banche alle quali avete regalato miliardi di soldi nostri. Siete senza ritegno. E si parla dell'Unità, un grande giornale un tempo, un giornale che ieri ha pubblicato il titolo Patto Grillo-Berlusconi per fermare l'Italia. Noi che grazie al voto palese al Senato Berlusconi l'abbiamo cacciato a calci nel deretano, Presidente. Noi, lo stesso giornale che si intasca solo nel 2011 3,7 milioni di euro di quattrini pubblici. Oggi, Presidente, qualcuno qui, mentre Gramsci per dire la verità rischiava la vita, qui qualcuno per paura di rischiare la poltrona non dice la verità su quello che è successo nella Commissione Affari Costituzionali con quel voto dittatoriale e Cooperlo lo sa. Oggi Gramsci, ascoltando questa sinistra e vedendo quel che è diventato il suo giornale, si sta rivoltando nella tomba. Grazie.